Eccoci qua, abbiamo l'onore di avere con noi un ospite d'eccezione, Lulu Oliveira. Lulu Oliveira, siamo venuti a vederti qua, Lulu, a giocare qui a Ittiri. Innanzitutto sei contento del risultato? Assolutamente, è un risultato importante per noi perché dovevamo soprattutto vincere questa partita. Non è stato facile perché abbiamo trovato una squadra veramente che ha combattuto dal primo minuto fino alla fine, ha messo tantissime difficoltà in Muravera, ma alla fine abbiamo portato a casa 3 punti che erano importanti per la nostra classifica. Certo. Ecco, tu dopo una lunghissima carriera hai deciso di tornare, come dire, in Sardegna, la tua seconda patria, diciamo, di giocare a Muravera, una scelta di cuore. Cosa significa per te giocare in un campionato di eccellenza? Per me è importante perché dalla Serie A sono passato da B alla C1, C2. Li hai fatti tutti? Ti mancava l'eccellenza? Ti mancava questo, mi fa piacere perché ancora ho ancora voglia di giocare e di mettere in discussione con i propri compagni. Qualche volta si trova qualche difensore un po' rude, un po' che picchia un po' troppo. Picchiano con grande entusiasmo perché deve marcare Lulu Oliveira, allora per loro è uno stimolo in più. Certo. Io sono contento della nostra prestazione perché non è stata una prestazione buona della nostra parte oggi, sicuramente è stato in difficoltà anche dal campo e anche della squadra avversaria. Certo, certo. Ecco, delle squadre che tu hai visto in questo campionato, si parla ovviamente del Porto Torres, ma anche il Castiada è accreditata come un'ultima squadra. Secondo te qual è la squadra che potrebbe fare la sorpresa magari tra quelle che inseguono? Penso al Fertiglia, è una squadra compatta, una squadra che dimostra veramente di avere un grande carattere, è una squadra in grande salute per il momento perché è andato anche a vincere una partita così importante a Cagliari, e c'è il Castiada che è un'unica squadra che ha battuto il Muravera dopo il San Teodoro. Noi andiamo avanti per le nostre strade perché la cosa importante è quella di restare sempre vicino a Porto Torres, che è una squadra veramente per me più rinforzata, una squadra completa, una squadra che mette in difficoltà qualsiasi squadra, e noi lotteremo fino alla fine per tenere almeno il piccolo vantaggio come abbiamo fatto oggi. Certo, certo. Per chiudere ti chiedo come fai come dire, ad andare avanti ancora con gli allenamenti, cosa ti spinge a sacrificarti ancora? Ma tutta la voglia, tutta questione di testa. Io per il momento mi sento ancora in condizione di correre dietro un pallone, di fare il sacrificio dentro il campo, e questo per me è una cosa fondamentale. Manda un saluto a tutti i tifosi del calcio sardo, gli amanti del calcio che sono venuti anche oggi a Ittiri a vederti. Insomma. Saluto tutti i sardi sportivi perché ci sono dappertutto. Un saluto e un bacione da Lulu Oliveira. Grazie. Grazie, ciao Lulu. Ciao.